Sono venuto in possesso di una copia dell'Odissea abbastanza presto, alle medie. Mio papà gestiva lo stand dei libri alla festa dell'unità del nostro quartiere, mentre mia mamma regnava incontrastata sulle fumanti cucine. La pioggia aveva danneggiato una copia in prosa dell'Odissea e mio papà me l'ha regalata. Per me non c'era nessuna differenza tra Tolkien e Omero. Era una storia meravigliosa, era una storia di storie, in cui non facevo nessuna fatica a identificare i personaggi e a collegarli alle persone che amavo. A mio padre, che ritorna dal campo di concentramento, mia madre che lo aspettava difendendosi dagli invasori, i lutti, la gioia delle persone care, gli amici. Era una storia che ho sempre voluto raccontare. All'inizio dell'Odissea, tutti sappiamo che Odisseo ha girato il mare in lungo e in largo e ha conosciuto genti e i loro pensieri e adesso però è prigioniero al centro del mare della dea Calipso e lo odia il mare, lo odia proprio ricambiato e pensa solo a tornare a casa, a Itaca. Gli dei si impietosiscono e decidono di permettergli di tornare a casa. Cantami, o musa, dell'eroe multiforme che tanto vagò dopo che distrusse la sacra rocca di Ilio e di molti uomini vide le città e conobbe i pensieri e molti dolori patì nell'animo suo sul mare. E quando Aurora dalle dita di rosa porta luce ai mortali e agli immortali, si sveglia Odisseo sulla spiaggia di Itaca e non riconosce casa sua, il prediletto degli dei. Ci ha pensato tanto a Itaca, l'ha sognata. In 20 anni non ha pensato praticamente ad altro, ma adesso che la vede dal vero, non la riconosce. Forse l'isola è cambiata finché era via. Forse quando siamo distanti da un posto ce lo ricordiamo sempre diverso, meglio di com'è in realtà. Sta di fatto che c'ha la nebbia in testa, Odisseo, e non la riconosce l'isola. Deve arrivare a Atena dagli occhi scintillanti, Atena civetta, a dirgli: sei a casa! Sei a casa, solo che sei dalla parte delle fattorie, non dalla parte del palazzo. Vai da Eumeo, il porcaro, che ti è fedele. Odisseo sale un aspro sentiero che dalla spiaggia porta su in una terra boscosa e tra le alture vede una fattoria. Seduto sul recinto della fattoria sta il porcaro Eumeo, che taglia il cuoio per i sandali. Accanto a Eumeo accucciati 4 cani feroci, simili a belve, come Cerbero, il guardiano degli inferi, ma con una testa in più. Vedono Odisseo che sale il sentiero, gli abbaiano addosso, gli corrono incontro ruggendo come leoni. Odisseo scappa, inciampa, gli cade il bastone dalle mani, si mette a uovo per proteggersi e pensa: guarda te, morire così sbranato dai cani, proprio il prediletto degli dei dopo tutta sta Odissea, morire sulla porta di casa, guarda. Ma Eumeo ha visto i cani e ha visto il vecchio che è caduto per terra, allora salta giù dal recinto, butta il cuoio e gli corre incontro urlando ai cani: cuccia, via, erce, via! Tira dei sassi ai mastini finché non si allontanano da Odisseo ringhiando. E poi gli dice: vecchio, a me? Vecchio, mancava poco che i cani ti sbranavano e dopo davi la colpa a me, come se mi servissero delle disgrazie, che sono in mezzo alle disgrazie da quando è partito il padrone per andare a fare la guerra, che a ora sarà morto in mare anche. Mi tocca servire i pretendenti, i proci qua, che mi tocca dargli i maiali che sazino la loro voglia di carne. Ma vabbè, non stiamo a parlare di me, vieni dentro, vecchio. Vieni, e quando avrai saziato la fame e la sete, allora mi dici chi sei, eh? Quali dolori hai patito, perché si vede, vecchio, che ne hai patiti di dolori. Ah, si vede tanto? No, perché io non sarei tanto vecchio. Allora li porti tanto male gli anni, eh? Hai patito forte, ma non ti preoccupare, perché ospiti e poveri, anche quando sono vecchi, li manda Zeus. Vieni, Eumeo arrostisce carne allo spiedo, cosparsa di farina bianca, e serve vino dolcissimo.
Quello che resta ti do, vecchio, che i proci tracotanti si mangiano tutto senza misura, come se non ci fosse un domani. E non tornano mai a casa loro sti pretendenti maledetti, perché pensano che Odisseo sia morto. Non c'è nessuno che gliela fa pagare, pensano loro. Nessuno che li tiene. Vabbè, ma non stiamo a parlare di queste robe, che sennò... Tu, vecchio, chi sei? Di che stirpe? Da dove vieni? Dove hai la città? Come sei giunto qua? Di che sito ti? Ah, te lo dico Eumeo. Ho buone notizie. So di per certo che Odisseo è vivo. Ma non raccontarmi balle, vecchio. Guarda che te lo do lo stesso da mangiare. No, giuro, guarda. Adesso ascoltami, io mi chiamo Perimede. Sono qua di Itaca come te. Da dove? Non t'ho mai visto qua. Perché sono di giù, dalla parte del porto. Itaca Bassa. Non ci vado mai. Ecco perché non mi conosci per forza. Io ero uno degli uomini di Odisseo. Sono partito da qua per fare la guerra con lui. L'ultima volta che l'ho visto, stavamo naufragando. Per l'ennesima volta. Ma lui se la stava cavando benissimo. Cavalcava una trave come se fosse un cavallo e mi urlava robe, ma io non lo sentivo nella tempesta. Ma si vedeva. Atena Civetta che lo teneva per il coppino come i cuccioli. Oh, giuro sugli dei, è vivo. No, guarda, Eumero, non fare quella faccia come per dire sto vecchio viene a raccontarmi delle storie per farsi dar da mangiare. Guarda, te lo giuro, è la verità. Ascolta la storia. Ho una storia da raccontarti, Ascolta prima e giudica dopo. Guarda, te lo giuro, odioso come le porte dell'Ade è per me chi, cedendo al bisogno, mente. Ascolta prima di giudicare. Odisseo sta per cominciare la storia quando arriva Telemaco, il figlio di Odisseo, entra dalla porta, così. Era andato alle regge di Nestore e di Menelao, i reduci della guerra grande, a cercare notizie di suo padre, a farsi uomo. Perché non ne poteva più di quegli smodati, arroganti, tracotanti. Tracotanti, guarda che bella parola che è, tracotanti. Mi fa tornare subito alle medie, tracotanti, perché rende l'idea. I pretendenti di Penelope sono tracotanti. Proci, boni da niente, che si mangiano tutti i beni del re mentre attendono che Penelope decida chi vuole sposare. Oh, e del resto è morto suo marito, ma cosa vuole aspettare ancora? A fare di giorno e a disfare sto telo funebre, a guadagnare un giorno per volta, cosa spera di guadagnarci? Che neanche suo figlio Telemaco la capisce più. Ma Atena, dagli occhi scintillanti, gli ha suggerito di andare a cercare notizie di suo padre, il grand'uomo Odisseo, per sapere di più su di lui, per sapere quanto gli somiglia, perché lui si crede da meno, non si crede degno di suo padre. E ce n'è bisogno che vada a fare sto giro perché suo padre sta arrivando. E per crescere bisogna soffrire. Pathos, mathos. Gliel'hanno detto tutti però. Tutti, Nestore, Menelao, tutti quelli che l'hanno conosciuto, gli hanno detto sei uguale a tuo padre. E a lui ha fatto piacere. È un toso strano Telemaco. Quando torna a Itaca, non passa neanche per il palazzo dove lo aspetta sua madre Penelope. Salta dalla nave diretta al porto e nuota dritto verso le fattorie, verso la masseria di suo zio, il barba Eumeo, che gli vuole raccontare tutto quello che ha visto, tutte le persone che ha conosciuto, Nestore, Menelao, Elena, la donna più bella del mondo. Va proprio a raccontargli quello che ha vissuto. E quando entra, Odisseo se lo guarda con un misto di orgoglio e invidia. Telemaco è entrato nella masseria e i cani, i 4 mostri cerberi che stavano per sbranare Odisseo, gli corrono incontro scodinzolando come cucciolotti. Eumeo, quando lo vede, lo abbraccia Telemaco, lo abbraccia felice. E Odisseo, che è suo padre, che non lo vede da 20 anni, è costretto a guardarlo muto, seduto per non tradirsi. Quando Telemaco lo vede, Odisseo, rimanendo in parte, si alza per farlo sedere, come un mendicante. Telemaco, gentile, educato, rifiuta e si presenta e chiede la sua storia. E mentre mangiano, ascolta con grande attenzione.
La masseria di Eumeo è meglio del palazzo di un re. Il vecchio mendicante è un Aedo, un poeta che racconta al porcaro e al principe un'avventura fantastica. Voi e io, bevendo e mangiando insieme nella capanna, dilettiamoci, perché anche dei suoi dolori si diletta chi ha sofferto tanto e tanto vagato se li ha superati. Vai avanti, pathos, mathos. Sono partito 20 anni fa, con Odisseo, distruttore di rocche. Ero bravo a occuparmi dei cavalli, ma sono dovuto diventare marinaio. E poi, approdati a Ilio, sono diventato soldato. Per 10 anni ho fatto il soldato, finché il Paron, che Atena sia lodata, ha avuto l'idea del cavallo di legno. E poi di nuovo marinaio. Un viaggio che normalmente ci metti 2 o 3 settimane a farlo, noi ci abbiamo messo 10 anni. 10 anni in mare. E mi lo odio il mare. Siamo partiti da Troia in tutta fretta, finita la guerra, perché sapevamo che Atena Civetta era arrabbiata con noi, con tutti i greci, perché presa la città avevamo esagerato coi saccheggi, gli stupri, gli sgozzamenti, i bambini buttati dalle mura. Robe che non son fiero neanche adesso, che spero di dimenticarmi, che di notte non dormo e sento le voci dei bambini. Ma erano 10 anni che eravamo in guerra. Avevamo accumulato una rabbia dentro che sembravamo bestie, ti dico. Insomma, sta di fatto che Odisseo sapeva che Atena era arrabbiata. Allora si è messo d'accordo con Nestore, il vecchio, il saggio, per partire prima. Hanno pensato, se partiamo prestino, prima della calca, la dea non è ancora organizzata per punirci. Facciamo le partenze intelligenti. E infatti era andato quasi tutto bene, finché non arriviamo alle terre dei Ciconi. Approdiamo. I Ciconi erano alleati dei Troiani durante la guerra. Allora Euriloco, il cognato di Odisseo, gli viene l'idea geniale. Dice, vogliamo vendicarci di questi bastardi. Così si mette a urlare. Si meritano una lezione, così parlava Euriloco. Si meritano una lezione, sto mona. E tutti quanti gli altri a urlare, sì, diamogli una lezione, urrà, urrà. Come se non fossero ancora sazi di guerra, come se non ne avessero avuto abbastanza. Io ti dico la verità, io ne avevo avuto una passua, ero pieno di guerra. Ma gli altri stavano già sbarcando con le spade in mano. Se la tua banda va, vuoi restare da solo in nave? No. Insomma, ce la facciamo, li prendiamo di sorpresa, saccheggiamo la capitale e Odisseo, furbo, dice andiamo via. Andiamo via che ancora, se no, questi si riorganizzano e siamo rovinati. Euriloco gli dice, ma va là, dai, smettila, ci stiamo divertendo un po', dai. Lascia fare, sono ragazzi, ci divertiamo un po' prima di tornare a casa, dopo, sai, riprendiamo una vita infernale, a mungere capre, a arare i sassi, dai, sto mona di Euriloco. Insomma, i ragazzi rimangono lì a festeggiare, bevono e quando arrivano i Ciconi con i rinforzi ci trovano là, stesi, imbriaghi, comincia una battaglia tremenda e riusciamo a scappare per un pelo. Per fortuna che prendiamo il vento borea, che soffia forte verso sud e riusciamo ad allontanarci velocemente in maniera da evitare danni più gravi. E urliamo tutti contenti, ridendo, abbracciandoci, felici. Io vado ad abbracciare il penore, che è sempre stato un po' tonto, invece guardava la vela e mi fa non mi sembra un po' forte sto vento? Guarda che è tanto forte però, e noi gli ridiamo in faccia, gli tiriamo robe, mona! Le navi andavano veloci come il pensiero, con i baffi di spuma bianca sotto la prua e la costa diventava una linea scura là in fondo. Davanti a noi, dopo pochissimo, vediamo Capo Malea.
Capo Malea, se lo doppi giusto, giri e in 9 giorni sei a Itaca. Dopo un po' che ci avviciniamo, Odisseo fa: sai che questo vento è un po' troppo forte? Sai che rischiamo di mancarlo il capo e non riusciamo a doppiarlo? Noi tutti quanti cominciamo a urlare di nuovo, cominciamo a buttare le ancore, ma era troppo fondo, non aravano le ancore. Allora cominciamo a ridurre la vela, ma il vento ormai ci aveva lanciato, che sembravamo pesci volanti sul filo dell'acqua. Passiamo di corsa in volo Capo Malea e veniamo sputati dall'altra parte del mare, in mezzo al niente. In cielo solo stelle sbagliate. Persi. Pathos matos. Soffri e impari. E avanti. Dopo 9 giorni, finalmente, il vento cala. E vediamo terra. Allora ci fermiamo per chiedere informazioni, perché eravamo persi completamente. Naturalmente scendiamo armati di tutto punto perché non sapevamo che ci veniva incontro. Ci viene incontro gente gentile che ci offre da mangiare subito, acqua, cose da mangiare. Ci offrono frutta. Che Euriloco ci rideva sopra e diceva: ma qual è sta roba? Oh, la frutta è buona per i maiali, io mangio solo carne, chiaro? Ma il penore, il tonto, aveva già preso uno di sti frutti e ha detto: come si chiama questo? Lotto. Ah, e gli dà un morso. È buonissimo. È buonissimo. Perimede, assaggia. È la roba più buona che abbia mai mangiato. Io prendo così, anche per non fare il maleducato, che c'erano queste persone gentili, no? Gli do un morsetto. Oh. Era la roba più buona del mondo. La roba più buona del mondo, fresca, che non riuscivi a smettere di mangiare, proprio ti veniva voglia, proprio non ti riempiva mai, continuavi a mangiare. E noi abbiamo fatto così, abbiamo cominciato a mangiare seduti là assieme ai padroni di casa e mangiavamo e ridevamo come bambini e non ci alzavamo mai. A un certo punto, ogni tanto si alzava uno e faceva: scusate, ma adesso è proprio ora di andare via, mangio un ultimo morso e andiamo. Dava il morso, si risedeva e non andavamo più via. Era diventata una barzelletta: un ultimo morso e vado, e tutti a ridere, ci alzavamo neanche più. Finché dopo 9 giorni Odisseo arriva, furibondo, ci prende a piattonate con la spada sulla testa, ci trascina verso casa, in lacrime eravamo, te lo giuro, in lacrime, che volevamo raccogliere la frutta da terra, ma a bastonate ci ha rimesso sulle navi, che se non faceva così eravamo ancora là. Eravamo ancora là a mangiare il loto. Ancora vivi? Ma era appena cominciata. Navighiamo ancora un po' alla cieca. Arriviamo a un gruppo di isolette, un arcipelago, bello anche. E vediamo tante caprette che saltellano, ci viene un'acquolina in bocca che metà basta. Allora scendiamo di corsa. Quel monadi e il penore cade dritto dentro una buca grande come lui. E tutti a ridere come dei matti, ma Odisseo nota che non è una buca, è l'impronta di un piede, lungo come il penore. Ci giriamo tutti di corsa e risaliamo sulla nave. Ma Odisseo da giù ci fa: no. Lui che di solito era così prudente. No. Oh, io lo voglio vedere, è un gigante, non l'ho mai visto. Le impronte vanno su fino a quella spelonca là. Andiamo, dai, venite con me. Allora, Euriloco, vieni, Perimede, ecco, e altri 12, via con me. Perimede, prendi il vino forte, che mi sa che ci serve. Sì, andiamo a fare picnic adesso a casa del gigante. Risaliamo, entriamo nella spelonca. Era il paradiso del formaggio, era. C'erano delle ruote di grana grandi che potevi usarle per farci andare un carro. C'erano delle pozze di ricotta che ci potevi fare il bagno dentro, siero. Poi c'erano gli agnellini, i capretti, Euriloco, tutto contento. Fa: oro! Dai, razziamo, andiamo via! E Odisseo gli fa: no,
Noi adesso restiamo qua e le chiediamo le cose, non siamo predoni, razziatori, pirati. Ah no, perché a me francamente sembrava che fino adesso ci fossimo comportati esattamente così. Euriloco, è che sei mio cognato, se no ti riempirei la testa dei pugni. Voglio vedere il gigante. Cosa siamo, lo zoo safari, Odisseo? Dai! Comunque si interrompe la conversazione perché sentiamo un rumore di passi giganti fuori. Tutti paralizzati ci giriamo a guardare verso l'imboccatura della spelonca e arriva un ciclope con un occhio solo grande al centro della fronte, alto, che sembrava come un palazzo, che fa entrare delle pecore come cavalli. E quando sono entrate tutte, mette un masso alla porta della spelonca, un masso che potevano tirarlo 22 carri, ma non noi da soli. Poi arriva, si mette a mungere le caprette, le pecore, fa il siero, prepara le ricottine, accende il fuoco e si accorge di noi. Siete mercanti o predoni? Questa voce proprio brutta, cavernosa proprio. Sto occhio, pieno di sangue, sta spuzza di vento e piova, una roba. E Odisseo raccoglie il coraggio e dice: siamo guerrieri di ritorno dalla guerra più famosa del mondo e ti chiediamo ospitalità in nome di Zeus che protegge i forestieri. E il ciclope lo guarda e fa: ah, Zeus, sono più forte io di Zeus, sono figlio di Poseidone, dio del mare. Prende 2 di noi de colpo e li sbatte per terra come folpi, ti giuro, li sbatte per terra, poi comincia a mangiarli a brani crudi. E poi si addormenta. Noi prendiamo le spade che volevamo tagliargli la gola mentre dormiva, quel porco bastardo, ma Odisseo ci ferma e fa: bravi? E se lo ammazzate adesso? Ah? Chi è che riapre la porta? Chi è che lo sposta quel masso? Usate la testa. Al mattino dopo, stesso rituale. Il ciclope si sveglia, accende il fuoco, munge le bestie, prende 2 compagni, li sbatte per terra e se li mangia. Sposta il masso, fa uscire le greggi, chiude il masso. Odisseo guarda in giro, poi dice: prendete quel palo. Quale palo? Quello è un albero. È il penore. Tu vedi l'albero, io vedo il palo che sarà. Forza, cavategli i rami, fategli la punta, induritela al fuoco e poi nascondetelo sotto il letame. Dai, muoversi! La sera il ciclope torna, stessa storia. Mungere, fuoco, 2 di noi sbranati come folpi. Odisseo si fa avanti e dice: nobile ciclope, il latte non va bene con la carne. Accetta questo dono. Manda giù questo vino che ti porto. Un dono per la tua ospitalità. Il ciclope, che non aveva mai visto il vino, lo manda giù puro, così, senza allungarlo con l'acqua. 3 coppe, tutte d'un fiato. Un vino che ne aveva bevuto una coppa Euriloco quando abbiamo fatto la festa, che era finita la guerra, e si era trovato a ballare nudo sui tavoli, una figura da pomi che si vergognava ancora. E il ciclope ne beve 3 coppe, tutto d'un fiato. Alla fine, un po' biascicando, gli fa a Odisseo: come ti chiami, ometto? Ah, io sono nessuno di importante. Bravo, signor nessuno. A te ti faccio un regalo in cambio del vino, un dono di ospitalità. A te ti mangio per ultimo. E ride, sputando vino e sangue, sto schifoso, come se l'ospitalità non fosse niente. Ma Odisseo ride anche lui, come se fosse stato un battutone divertentissimo. E ridono, finché il ciclope, imbriaco duro, casca per terra, svenuto. Allora Odisseo non ride più. Prendete il palo, mettete la punta nel fuoco, che si infiammi per bene,
e poi lo piantiamo nell'occhio del ciclope. Oh, insieme ragazzi, al mio 3, pronti? 1, 2, 3, spingi! La carne friggeva. L'odore, te lo giuro, non me lo dimentico mai finché vivo. E noi spingevamo dentro, girando il palo nel bulbo dell'occhio come un trapano. Il vino faceva da anestetico. Il fuoco bloccava il sangue che usciva. E solo dopo un po' si è svegliato il ciclope urlando di dolore. Che male! Ah! Aiuto! Aiuto! Mi ammazzano! Fratelli ciclopi, aiuto! Mi ammazzano! I fratelli del ciclope escono dalle caverne di tutta l'isola, enormi, armati di clave. Da dietro il masso li sentiamo che urlano: chi ti ammazza? Chi ti ammazza, fratello Polifemo? E lui urlando: ah, che male! Mi ammazza nessuno! Un signor nessuno mi ammazza! E sentiamo un attimo di silenzio e poi i ciclopi che fanno: ma va a letto Polifemo, vai in mona che sei ubriaco di latte fermentato, nessuno, ma vai! E quello sviene dal dolore. Quando arriva la mattina, eravamo pronti. Le pecore e le capre facevano un casino, che volevano essere munte, volevano uscire. Allora il ciclope, che era pastore nell'animo, sposta il masso e le fa uscire, noi pronti a correre fuori, ma vediamo che carezza la schiena delle pecore, delle capre, per vedere che non ci siamo noi, per controllare che non ci siano teste di uomo. Euriloco si gira verso Odisseo e gli fa: ecco, bravo, bella pensata, geniale, prigionieri come prima. Odisseo non lo sente neanche Euriloco e ci dice: forza ragazzi, tutti sotto la pancia delle pecore, muoversi, muoversi, dai, dai. Elpenore, dove vai? Quello è un agnello, è più piccolo di te, mona, vai, vai sotto la pecora. Dai, Euriloco, cosa mi guardi con quella faccia? Vai sotto la capra, dai, muoviti. Odisseo guarda tutti che escono e solo allora, quando siamo usciti tutti, si mette sotto il montone, quello più grande di tutti, sembrava il toro di Nemea, e parte anche lui. Solo che il ciclope lo ferma, quell'ariete. Si mette a carezzarlo, gli parla come se fosse un cucciolo. Sto ebete, vabbè che aveva solo quello, poveretto. E gli parla, gli dice: perché oggi sei l'ultimo a uscire, mio ariete? Soffri, soffri per me. E noi fermi, immobili, con Odisseo che tremava sotto la pancia dell'ariete, finché dopo un minuto che ci è parso un giorno, il ciclope fa: vai, non restare qua con me nella grotta a soffrire. Vai, esci, sii felice almeno tu. E riparte l'ariete, noi tutti dietro ridendo come matti, corriamo verso la barca, saltiamo a bordo, cominciamo a remare fortissimo ridendo che eravamo scappati al ciclope e rema. A un certo punto mi accorgo che al mio banco di rematori Odisseo non c'era più, mi giro e è andato a poppa. Andava a poppa e gli urlava robe al ciclope, sto matto, gli diceva: ciclope, non è stato un signor nessuno che ti ha accecato. Sono stato io, Odisseo, il più grande dei guerrieri, distruttore di rocche. E quello ciclope si infuria, ci butta una pietra che ci manca di pochissimo, fa rollare la nave. Noi gli diciamo: zitto, taci, Odisseo, prendi il remo, rema. Allora lui smette di urlare, si mette a remare, continuiamo a remare finché non siamo fuori di tiro. Quello torna sulla poppa a urlargli ancora: ricordati il mio nome, Odisseo ti ha punito. Ha detto il nome e il ciclope piange forte e suo papà, Poseidone, che scuote la terra, ha sentito forte e chiaro che ha fatto piangere il suo bambino. E adesso siamo maledetti. Non che prima fossimo messi tanto bene, però adesso era ancora peggio, tanto peggio. Però a dir la verità, non lo abbiamo capito subito, anzi, perché l'isola dopo era bellissima. Era l'isola di Eolo, il signore dei venti, un uomo, come me, come te, per carità, ma era benedetto dagli dei, dalla vita beata.
e governava sui venti. Ci prende in simpatia e ci dà da mangiare, da bere, ci dà le indicazioni e poi regala a Odisseo un otre, grande, gonfio, si vedeva che era pieno di roba, e ci saluta. Noi andiamo, sembrava che andasse tutto benissimo. Non c'era un vento contrario a pagarlo oro, c'era solo Zefiro che soffiava dritto teso verso casa. Odisseo si ostinava a pilotare lui la nave, non voleva lasciare il timone a nessun altro, senza riposare, senza dormire per 10 giorni, finché non arriviamo in vista di Itaca, la Petrosa. Solo allora Odisseo mi guarda e mi fa: Perimede, prendi tu il timone che mi riposo un attimo. Comincia a dormire e io tutto contento sono là al timone e vedo Euriloco che armeggia con l'otre, col tappo. E gli faccio: Euriloco, Mona, cosa stai facendo? Lascia stare! Euriloco mi guarda e fa: oh, sono 10 giorni che non dorme. E lo vedevo che sorvegliava quest'otre, vuol dire che ci deve essere un tesoro tremendo dentro, fammi dare un'occhiata, dai che sono curioso. Fa: no, lascia stare, Euriloco, matto, fermo! Apre il tappo dell'otre, l'inferno. Tutti i venti del mondo cominciano a soffiarci contro, ci risbattono indietro a una velocità tale che in poche ore siamo di nuovo davanti a Eolo, il signore dei venti, col cappello in mano, a chiedere se gentilmente gli può restituire l'otre nuovo, perché quello che ci ha dato prima era difettoso, fatalità. Ma Eolo ha cambiato faccia. Ha capito. Ci dice proprio: voi siete in odio agli dei. Andate via. Andate via prima di contagiarmi. Maledetti eravamo e in odio agli dei. 7 giorni dopo entriamo in un fiordo e dei giganti cannibali ci fiocinano come in una tonnara. Un'imboscata. Sono morti tutti. 11 navi affondate. Solo una si salva. Noi dell'equipaggio di Odisseo, ancora vivi in 44. Maledetti e in odio agli dei. Vanti, pathos matos. Io lo odio il mare. E a furia di navigare arriviamo all'isola Ea, dove abita Circe, dagli occhi di falco, dai riccioli belli, la dea tremenda dalla voce umana. Noi eravamo persi, sapevamo solo quello. Non sapevamo dov'era l'est, dov'era l'ovest, avevamo fame e sete che avevamo finito tutto. Decidiamo di gettare l'ancora e di scendere a riva, con la morte nel cuore. Tesi, preoccupati. Là! C'è un fumo in mezzo al bosco, ci deve essere una casa, ma il Penare! Ma ti pare che c'è bisogno di urlare? Mi hai fatto venire un infarto, maledetto! Però il fumo c'era davvero. In mezzo ai boschi di un'isola selvaggia c'era fumo, quindi c'era una casa. Allora Odisseo dice: bisogna che qualcuno vada a vedere chi c'è. Magari ci aiuta a trovare da mangiare, magari ci mangia. Grazie, Euriloco, grazie. Avevamo proprio bisogno di ottimismo in questo momento. Comunque, vai tu, va bene? Oh, e va anche Perimede, ecco. E il tuo banco di rematori. Vai, e fate attenzione!
Io mi domando perché si dice sta roba del fate attenzione. È ovvio che vado a fare attenzione, però se me la dici, sembra che se sbaglio e mi succede qualcosa è colpa mia. Vabbè, pathos matos, avanti. Arriviamo lenti a una valle nell'isola e in fondo vediamo una casa di pietra, bella, grande. Ma non era la prima roba che notavi. La prima roba che notavi è che eravamo circondati da leoni e lupi. Mai avuto tanta paura in vita mia. Stiamo fermi, che se stiamo fermi non ci vedono. Non erano i dinosauri. Euriloco, taci. Vedi che funziona, non fanno niente. Stiamo fermi. Se stiamo fermi noi, stanno fermi anche loro. È il penore. Al penore che cazzo fai? Non è un gattino, stai fermo. Ma sono buoni, guarda. Quel monade è il penore. Va a fargli i grattini sulla pancia a un leone. Noi aspettiamo tutti che gli stacchi la mano. E invece aveva ragione lui. Sono buoni. Il leone si gira sulla pancia per farsela grattare. Andavamo a fargli le carezze ai lupi, grandi come un orso, e si facevano fare le carezze da noi. Era una roba che non ci credevamo. E mentre li carezzavamo sentiamo dalla casa di pietra una voce che canta. Bellissima. Allora ci armiamo di coraggio. Andiamo fino alla porta. Euriloco dice: c'è nessuno? Di casa? Non vogliamo disturbare. Buongiorno. Si apre la porta. Esce una donna altissima, bella. Una dea proprio che ci fa entrare. Gentile, ci dà da mangiare. Noi avevamo una fame da lupi. E mangiamo tutto quello che ci dà. Euriloco sembrava proprio un porco che mangiava proprio riempiendosi senza neanche passare per il piatto. Momenti tutti quanti ridevamo e dicevamo: oh Euriloco, va piano che ti ammazzi, ti soffochi. Sembri un Porseo, sembri. Mentre mangiavamo, Circe ci aveva toccato tutti con un bastone. E ci stavamo trasformando in maiali, ma maiali veri proprio, con gli unghioni, il naso, sai. Non faceva neanche male, è che eravamo maiali. Meno male che il penore era rimasto fuori a carezzare i leoni, aveva visto tutto, spaventatissimo, corre indietro che quando arriva da Odisseo non riusciva neanche a parlare, gli mancava il fiato, aveva la faccia tutta sbregata dai rami perché aveva corso come un matto. E Odisseo ha dovuto dargli uno schiaffone che si è sentito fino all'Olimpo per farlo tornare in sé. Dopo lo schiaffone, il penore gli racconta tutto. Dei leoni, dei lupi, di Circe, di noi che siamo diventati maiali. Allora Odisseo fa un sospiro. Mai finita. Prende la spada e parte da solo. Noi lo vediamo arrivare. Eravamo là nel cortile a grufolare, che ti dico la verità non stavamo neanche male, perché avevamo sta verdura fresca, buona, che mangiavamo, che l'unica preoccupazione è che finivamo come insaccati, ma per il resto non si stava male. Vediamo arrivare Odisseo e cerchiamo di avvisarlo, di dirgli di non mangiare, non andare vicino alla donna, solo che dalla bocca ci usciva solamente una roba tipo... Ci calmiamo solo quando vediamo Hermes che gli dà un'erba bianca e nera, gli parla e ci guarda a noi e ci strizza l'occhio. Allora ci fermiamo, capiamo che per una volta tanto un Dio è dalla nostra parte. Odisseo va dentro. Dopo un'ora aveva risolto tutto. Quell'erba magica gli permetteva di essere immune alla magia di Circe. E dopo le ha puntato la spada alla gola e gli ha fatto giurare che non ci faceva altri scherzi. E poi hanno fatto l'amore. Così mi ha raccontato. Così lei si è innamorata di lui.
e ci ha fatto tornare esseri umani. Dopo un'ora eravamo di nuovo a tavola a mangiare e Euriloco non si notava la differenza, ma noi eravamo di nuovo esseri umani. E stavamo bene là, serviti e riveriti. Solo che dopo un po', zucchero filato alla mattina, zucchero filato il pomeriggio, zucchero filato la sera, ti stufi. Abbiamo cominciato a pensare tutti che volevamo tornare a casa a Itaca. E l'abbiamo detto a Odisseo. E Odisseo ha detto, va bene, è giusto, torniamo a casa. Però prima dobbiamo andare alle porte di Ade, l'inferno, che dobbiamo chiedere a Tiresia di aiutarci e di farci capire che sennò rischiamo di tornare a casa e far la fine di Agamennone e morire sulla soglia di casa. Andiamo alle porte degli inferi. Alle porte degli inferi? Ma siamo matti. Alle porte degli inferi? È pericoloso andare all'inferno. Ma non c'era verso. Odisseo non ci sentiva. Circe ha detto che dobbiamo andare, che ci vede pasticcioni, che abbiamo bisogno di istruzioni. E se lei lo dice io le credo. Le porte dell'Ade erano un giorno di viaggio dall'isola di Ea. Fate festa stanotte, che domani faremo colazione all'Ade. Spiritoso, Odisseo. E il Penore non se lo fa dire 2 volte. Prende un otre di vino più grande di lui e corre sul tetto della casa. Ma dove vai, mona? Stai qua con gli uomini. Vado a impenirmi di vino e di stelle. Perché mia mamma mi ha detto, guarda che nell'Ade non si vedono le stelle. È buona. Però non ha neanche torto, Vai, lascialo fare, va là. Passami la coppa anche a me, che è meglio. Dai, Euriloco. Ma siamo sicuri di doverlo fare sto viaggio agli inferi? Ma hai sentito anche te? Bisogna interrogare il veggente Tiresia? No, bisogna no. Morire bisogna. È Odisseo che vuole andare all'Ade, vuole fare l'altra impresa, vuole vedere le porte dell'inferno, tanto a noi che cazzo ci cambia? Euriloco, lo giuro su Atena civetta, che se non fossi mio cognato ti impienerei la testa da consulti che ti ritrovi con i pugni. Taci, Euriloco, per favore, taci, o di robe sensate. Vabbè, ma ascolta, ma non ci può predire il futuro Circe, è una maga, appunto Euriloco, è una maga, non una veggente, ma non è lo stesso, Euriloco. Taci. Dormiamo, carichiamo le bestie per i sacrifici sulla nave e ci mettiamo ai remi. Entriamo presto nella corrente di oceano che circonda la terra. Prendiamo il soffio di Borea che gonfia le vele e in un giorno arriviamo. In un giorno. Perché all'Ade se un attimo arrivare e venire via che è difficile. Per una volta tanto ero d'accordo con Euriloco. Insomma, arriviamo, scendiamo a riva, mi giro, è il Penore! Dammi una mano con queste bestie! Dov'è il Penore? Ma l'avete visto il Penore? Sarà rimasto sull'isola sto codardo. Va bene, non è un problema, li prendo io i montoni neri da sacrificare. Mentre li tiro giù, Odisseo scava una fossa per terra nel campo di Asfodeli con la spada. La fa quadrata la fossa, fa un botro. E poi versa un'offerta per i defunti. Prima latte e miele, poi vino dolce e acqua, e poi butta farina bianca. E fa voto sulle teste senza forza dei morti di immolare una sorana, una vacca giovane, appena giunto a casa, e un montone nero, il migliore del branco, per Tiresia. Poi prende le bestie e le sgozza sulla fossa. Fosco come nube il sangue scorre e arrivano subito le anime dei morti. Donne, giovani, vecchi, guerrieri appena uccisi, tenere spose. Tutti si aggirano intorno alla fossa. Tutti con uno strano gridio come quello degli uccelli di mare, sai? Ma di notte, che fa ancora più paura. I morti di fresco fanno paura con questo verso.
I morti muoiono di sete. Sono secchi i morti di fresco. Li devi tenere distante dalla fossa. Con la spada li devi tenere distante perché vogliono bere il sangue, le offerte. Perché quando bevono si ricordano di quando erano vivi. Per un attimo sono di nuovo umidi. Ma quanti morti ci sono? Oh, che io non pensavo che ci fossero tanti viventi e che la morte ne avesse disfatti tanti. A un certo punto vedo il penore. Ti giuro, è il penore che mi viene davanti, trasparente, col collo a un angolo strano, che mi guarda e mi fa: sono morto. Mi sono insaccato di vino ieri e mi sono addormentato sul tetto. Quando ho sentito la mattina che stavate partendo, ho fatto un salto, no? Ma mi sono ingambarato, sono inciampato e sono cascato come un pero de testa. Adesso sono morto. Ecco. Però, per favore, amici, seppellitemi, che sennò mi resta solo da stare qua davanti a girare. Per favore, seppellitemi e mettete un remo come segno della mia tomba, perché ero marinaio. Per favore. Ci veniva a tutti da piangere. Odisseo, per non piangere troppo, si gira, no? Per non guardare il penore che anche lui voleva bere e allora doveva tenerlo lontano con la spada, si gira e vede sua madre, Anticlea, che lui non sapeva neanche che era morta. L'aveva lasciata a Itaca, viva, vecchiotta, ma in salute. E se la trova davanti, morta così, che vuole bere il sangue e lui la deve tenere distante con la spada. Duro, con un cuore di ferro. La deve tenere distante perché prima deve bere Tiresia. E finalmente, in mezzo a sto inferno, arriva Tiresia. Beve il sangue e dice: Poseidone che scuote la terra ce l'ha con voi. Ma va, dovevamo venire all'inferno per saperlo. Taci, Euriloco, taci. Arriverete vivi a Itaca, a patto di non uccidere le vacche del sole. E tu, Odisseo, quando arriverai a una terra dove non sanno distinguere un remo da un ventaglio, solo allora sarà finita la tua Odissea e Poseidone ti lascerà tornare per sempre a casa e la morte verrà fuori dal mare così serenamente da coglierti consunto di splendente vecchiezza. Oh, hai sentito Tiresia? Dai che ce la facciamo, dai! Io le vacche del sole non so neanche dove stiano di casa, figurati se le tocco, ma dai che facciamo, dai che ce la facciamo, andiamo! Ma Odisseo non ci sentiva. Era rimasto lì perché voleva abbracciare sua mamma. Allora le fa bere un po' di sangue e lei lo riconosce e gli dice che è morta per il dolore dell'attesa. Allora Odisseo tenta di abbracciarla e non ce la fa, perché 3 volte prova. Allora la madre gli dice: appena si muore, l'anima vaga via come un sogno. E allora, figlio, volgiti in fretta alla luce, non indugiare fra i morti, perché è facile visitarli, ma è difficile lasciarli. E noi eravamo d'accordo. Ma Odisseo esitava. Si era fermato a parlare con Achille e Agamennone, i suoi vecchi amici, e allora voleva restare là con i morti, ma noi avevamo paura. Avevamo paura che arrivasse Cerbero, il cane a 3 teste, che ci sbranasse, o Medusa coi capelli di serpente che ci facesse statue. E le anime dei morti si ammucchiavano attorno a noi dappertutto e bevevano dalla fossa gli assetati con quello strano gridio che ti seghettava i nervi. Non ce l'abbiamo fatta più. Abbiamo preso Odisseo di forza, l'abbiamo tirato via. Siamo corsi alla nave portandolo di peso e siamo usciti a rivedere le stelle.
riprendiamo a remare con prua verso casa. Circe aveva avvisato Odisseo che c'erano altri pericoli per strada e a un certo punto lui fa: ecco, stiamo passando per l'isola delle Sirene. Prende della cera e ci tappa le orecchie a noi che remavamo. Poi a segni ci fa capire che vuole essere legato all'albero maestro, fisso. E noi lo leghiamo così lui sente le sirene che gli promettono di cantare la verità. E noi vediamo che tenta di liberarsi, come un matto, con tutte le sue forze, con la bava alla bocca, ma noi, grazie agli dei, non sentiamo niente. Vediamo solo le ossa dei morti bianche sulla spiaggia, sul prato di Asfodeli, belli gli Asfodeli, ma concimati a morti. Allora passiamo la testa e remiamo ancora più forte, duri i banchi. Non è il canto delle sirene che ti ammazza, non è quello che ti ammazza. Il canto delle sirene è come il loto, è come il vino troppo forte del ciclope, è buono. Il canto delle sirene è buono, ti ubriaca e tu non vuoi più smettere di sentirlo. Vuoi solo sdraiarti e stare là ad ascoltarlo e basta, finché non muori sul prato di Asfodeli. Almeno così mi ha raccontato Odisseo. Insomma, passiamo anche questa. Lo sleghiamo e lui subito beve un sorso di vino e si mette al timone e dice: occhio, che adesso tocca a Scilla e Cariddi. Remate più forte. Ma ci bruciano già le braccia! Euriloco, tu non capisci che se non remi, Scilla te le stacca le braccia! E allora giù, a remare più forte col timone, Odisseo manovra in modo da stare attaccato alla montagna scoscesa, distante dal risucchio di Cariddi, un gorgo che non vedi il fondo, e fa una paura tremenda e noi remiamo a testa bassa finché non sentiamo una specie di abbaiare che arriva da sopra. Guardiamo in su 6 teste di cane, di quelli brutti da guerra, sai, attaccate a colli di serpente che arrivano giù velocissime, abbrancano coi denti 6 di noi e li tirano su di corsa. Meglio questo del gorgo, meglio loro di noi. Io odio il mare. Patos matos. Avanti. E insomma arriviamo in pochi all'isola di Trinacchia. Un'isola bellissima, dove pascolano 7 mandrie di vacche e 7 di pecore. 50 bestie per mandria, una più bella dell'altra, ma sacre. Sacre al sole, Tiresia ce l'aveva detto e Odisseo ci ha fatto giurare. Non toccatele, ne va delle vostre vite, e noi giuriamo di non toccarle. Ma quando il giorno dopo vogliamo andare via, il mare è in tempesta, perché Poseidone ci odia. E allora dobbiamo aspettare che si calmino le onde, ma le onde non si calmano mai. Stiamo un mese su quella costa, ormai ci eravamo mangiati anche le vele in brodo. Allora Odisseo ci guarda e fa: va bene, vado io a caccia. Caccia. Su quell'isola si prendevano conigli, uccellini, poca roba. Io e gli altri avevamo fame di carne. Allora si alza Euriloco e dice: compagni, tutte le morti sono odiose, ma quella più misera è morire di fame. Se il sole si arrabbia, non mi interessa, perché almeno moriamo con la pancia piena. Io vado a uccidere una di quelle vacche. E tutti urlano di gioia, felici, prendono le lance, le spade, pronti per il macello. E io penso invece che sarebbe stato meglio morire di fame, sarebbe stato che morivamo, ma almeno l'onore lo tenevamo. Tutti morti in mare, i compagni, tutti morti. E perché tu no, Perimede? Perché? Perché io sono andato a chiamare Odisseo
per fermarli, quei matti. Ma quando l'ho raggiunto e siamo tornati era troppo tardi. Si erano già mangiati una vacca intera, E stavano là sdraiati, tutti contenti, sti incoscienti. Qualcuno russava anche. Odisseo stringeva forte i pugni, ma ormai il danno era fatto. Quando arriva mattino, la tempesta era finita. I compagni, tutti contenti, ridono e si lanciano verso la nave. Odisseo mi guarda e mi fa: tu, Perimede, resta qua, fatti una zattera. E i compagni, ma non li vedi? Sono tutti morti già. E effettivamente, adesso che me lo diceva, a guardarli, sembravano già come gli spiriti dell'Ade. Le loro risate sembravano quel gridio strano da uccelli. Allora io lo guardo e gli dico: voglio morire con voi. Tu sei come me, Perimede. Sei destinato a vivere. Sei condannato a vivere. Fatti una zattera. Itaca non è distante. Ma allora vieni con me, Odisseo? Io no. Sono il comandante. Gli dei hanno altri piani per me. Ma io vivo, non aver paura. Io arrivo vivo. Anzi, vai avanti e di a tutti che sto per tornare. E la nave esce in mare, cielo azzurro, filo di vento. Alla poppa Odisseo che mi saluta, Euriloco che mi urla robe ridendo. Morti in mare, tutti. Non eravamo turisti, non eravamo esploratori. Neanche marinai eravamo. Volevamo solo tornare a casa. Sempre avevamo in mente Itaca. Raggiungerla era il nostro pensiero costante. E adesso che sono qua a Itaca da solo, mi viene da piangere. Mi manca anche Euriloco. Non avrei mai detto. Per favore, Eumeo, domani portami giù al palazzo, che vado a cercare un lavoro. Da te ho già mangiato a UFO abbastanza. Mentre ascolta, Telemaco intuisce qualcosa di sto vecchio, che non gli sembra solo un mendicante. Allora dice: Eumeo, zio, vada a mia mamma, vada a Penelope, a dirle che sto tornando. Eumeo lo guarda e sta per rispondere che non serve, che tanto la nave a sta ora sarà arrivata in porto, lo sapranno tutti che è tornato. Ma vede una luce negli occhi del ragazzo e anche lui forse comincia a capire qualcosa, per cui dice solo: vado. Rimasti soli, il vecchio mendicante si alza davanti a Telemaco, toccato da Atena civetta. I cani scappano senza abbaiare e il vecchio è bello, dritto, muscoli forti sotto la pelle di pecora. E Telemaco si spaventa, dice: sei un demone? No, sono tuo padre. Mai più ti verrà un altro Odisseo, ma sono io quello, tornato al 20° anno alla terra dei padri. E Omero ci dice che quando si abbracciano, entrambi si inghiozzano stridulamente come poiane. E poi si accordano. Domani andranno al palazzo. I proci che lo occupano sono 100 almeno e sono giovani e forti. Ma noi ci riprendiamo tutto quello che è nostro, Telemaco, con l'aiuto dell'astuzia e degli dei. La mattina dopo sono a palazzo. Odisseo, Telemaco e Eumeo, il porcaro.
E proprio davanti al cancello, su un mucchio di letame, c'è un cane, vecchio. Argo si chiama, era il cane da caccia di Odisseo. E sente la voce del padrone e la riconosce dopo 20 anni. Se fosse stato giovane, gli sarebbe corso incontro abbaiando festoso come un matto, tradendolo senza volere, ma è vecchio, mangiato dalle cimici. Riesce solo a scodinzolare debolmente, a agitare le orecchie per la contentezza e morire di emozione. Eumeo ha visto tutto. Va sul mucchio di letame, carezza il cane, lo prende in braccio e gli dice: addio Argo, ti meriti una tomba migliore di questa. E quando passa davanti a Odisseo gli dice: bentornato Paron, e va. Odisseo gli sorride, asciugandosi le lacrime con la pelle di pecora. Fa un sospiro e va a fare la sua parte, a mendicare cibo sulla soglia del palazzo. I proci tracotanti sono già ubriachi di mattina presto. Appena lo vedono arrivare gli urlano contro. Il capo dei proci, Antino, rimprovera il porcaro: Eumeo, cosa ci porti qua? Un altro scroccone? Non l'ho cercato io, Antino. I mendicanti vengono da sé, come le disgrazie. E Odisseo ringhia: Antino, sei nobile di aspetto, ma sei ignobile di indole se mi accogli così. Antino gli scaglia addosso uno sgabello e lo colpisce all'omero, giuro, all'omero. Odisseo si siede sulla soglia a massaggiare la gamba e gli va vicino un altro mendicante, più giovane, grosso, di struttura forte, che spesso faceva dei lavoretti per i proci, era il mendicante ufficiale, diciamo, che lo chiamavano Iro, i proci. E gli fa: sparisci, vecchio, o ti batto come un baccalà, che qua l'unico mendicante di casa sono io. Odisseo lo guarda e gli dice: se il cane del ventre ci obbliga a elemosinare, abbi pazienza, dove mangia uno mangiano anche due. Ti ho detto, via, andale vecchio! I proci, che si stanno annoiando, cominciano a fomentare la rissa. Dai, daghe, Iro, pesta al vecchio! Rissa, daghe! Iro, gonfiato dalle grida dei proci, fa cenno al vecchio di alzarsi. Odisseo sospira, si alza, tira in su la veste e mostra le cosce possenti. Iro, quando vede questo, pensa che forse ha fatto una cazzata, ma ormai si lancia su Odisseo, che gli dà un pugno sulla testa, ma forte, quel tanto che basta per mandarlo a KO, non per ammazzarlo. Iro, il manzo, si abbatte al suolo, secco, col sangue che gli esce dalle orecchie. Odisseo si affretta a farlo sparire, lo butta sul letamaio perché non si veda che gli ha dato un pugno troppo forte per un vecchio mendicante. Come premio, ridendo, Antino gli tira un sanguinaccio di maiale. Odisseo lo prende, ringrazia e butta anche quello nel letamaio. E tutti ridono, i proci, con strane mascelle, mangiando la carne intrisa di sangue. I loro occhi sono pieni di lacrime, l'animo ha voglia di pianto. La notte si avvolge attorno alla testa di tutti i proci, il volto, le ginocchia, i muri sono spruzzati di sangue fin sul tetto. Il portico è pieno di spettri e la corte anche. Il sole è sparito in cielo, è calata una brutta nebbia e le risate sembrano un gridio come di uccelli di notte. Attirata dal rumore, compare in sala Penelope, regina di Itaca, con lo scialle che le ombreggia appena il volto. Come la vedono, i proci smettono di ridere. Gli si sciolgono i ginocchi. I proci la desiderano, sbavano, vogliono lei e il potere. E lei, nobilissima, dice: perché avete permesso questa lotta? Viene disonore e vergogna dal non essere ospitali. Il pomeriggio avanza lento come di domenica. I proci stanno in silenzio, a testa bassa come bambini con la maestra. Allora Penelope li guarda severa
E poi guarda il mendicante, dalle gambe possenti. Si sofferma qualche secondo più del necessario e sorride. Distoglie lo sguardo e se ne va nel talamo, che della casa è il luogo più segreto. Sale sul soppalco del letto, poi su una cassa e stacca dal chiodo l'arco di Odisseo. Si siede sulla cassa con l'arco in grembo e piange. Un pianto liberatorio, bello persino. Poi sospira, si asciuga gli occhi, sistema il velo e torna nella sala. Basta, avete ragione voi, pretendenti, sono stufa di aspettare. Sposerò chi, come mio marito Odisseo, riuscirà a scoccare una freccia da quest'arco e la farà passare attraverso gli anelli di 12 scuri. Ma è impossibile! Antino urla di colpo, ma quando tutti si girano a guardarlo si corregge. È difficile! Ammetterete che è difficile! Ma i proci già hanno abbrancato l'arco e quelli più scarsi già stanno provando a tenderlo, con tutti che li prendono in giro. Ma dai, impedito! Ma neanche una corda riesce a tirare. Dai qua, che io sono capace di tirare. È perché la corda è fredda, ma non ci riesci. Passa qua, dai, bisogna scaldarla bisogna. Sai cosa ci vuole? Ci vuole il grasso, devi metterci il grasso perché sennò non la tiri. Cioè, ma che boia, che vergogna! Non riusciamo neanche a tenderlo sto arco. Dai, forza, fa provare a me che sono più forte. Posso provare io? Chi ha parlato? Io, Antino. Tu sei un vecchio mendicante pulcioso e devi stare al tuo posto. Ringrazia che non ti caccio a bastonate. Fatelo provare. Antino, fai provare il vecchio mendicante. Di fronte a Penelope, tutti muti. Eumeo, ridendo, va a prendere l'arco, lo porta al vecchio. E Odisseo gli sussurra: vai a chiudere tutte le porte. Poi Odisseo gira e rigira l'arco fra le mani. Le tarme non lo hanno rovinato. Ah però, anche il vecchio se ne intende di archi, si vede? Ora controlla che la corda sia ben tesa. La tira e di colpo la molla. Un suono pieno, come una cetra pizzicata da un aedo che accorda lo strumento. I proci impallidiscono, sul loro volto si dipinge la morte. Odisseo, di scatto, si siede su uno sgabello, scocca la freccia e attraversa i 12 anelli. Si gira verso Penelope e le dice: l'ospite non ti ha disonorato, Penelope. Ho ancora vigore a dispetto dei proci che mi insultano. E ora, col tuo permesso, gli offriremo la cena. Telemaco accompagna fuori sua madre e richiude l'ultima porta. Il sole inizia a tramontare. Eumeo, radunati i servi fedeli, li arma. Odisseo comincia a scoccare di nuovo. Una freccia trafigge Antino alla gola mentre beve. Tutti gridano e cercano la fuga, ma le porte sono chiuse. Inizia la strage. Odisseo non si presenta nemmeno, tanto lo sanno tutti ormai chi è. Scaglia frecce, mentre Telemaco, Eumeo e la banda dei servi lavorano di lancia. In poco tempo, tutti i pretendenti giacciono, riversi nel loro sangue nella polvere, come pesci tirati fuori dal mare sulla spiaggia. E io lo odio, il mare. Odisseo sembra un leone che si allontana dal bue appena sbranato, con le guance imbrattate di sangue. Gioite nell'animo, in silenzio però. È empio esultare sugli uomini uccisi. Questi li ha vinti la sorte divina e le azioni malvagie, perché non rispettavano gli ospiti, nessuno in terra, né vile né egregio. E adesso purificate la casa con lo zolfo.
Scacciate via gli spiriti dei morti. Antino apre gli occhi e pensa, cazzo, potevo morire con una freccia così, oh, ma sai... Si gira e vede che al suo fianco c'è Hermes, il dio, che si schiarisce la gola e non dice niente. Allora Antino guarda in basso e vede il suo corpo con una freccia in gola, sdraiato per terra, che sembra fatto di cera, e capisce. Ah, Hermes gli dice, condoglianze, adesso se vuoi seguirmi perché ho una certa fretta. Antino guarda le ombre degli altri proci che si staccano dai corpi morti, soffiate via dallo zolfo. Guarda le ancelle infedeli, impiccate come tordi nell'aia, che sbattono ancora le alette, mentre i vivi si abbracciano felici, Eumeo, Telemaco, solo Penelope tiene distante Odisseo. Sembra che lo stia sottoponendo a un'altra prova. Ben ti sta, schifoso di un vagabondo, lazzarone, porco. Vorrebbe restare a vedere come va a finire Antino, ma lo zolfo lo soffia via. E Hermes, con il suo bastone, spinge i proci avanti come se fossero un gregge. E le anime dei morti volano sopra oceano, passano la candida rupe, le porte del sole, il paese dei sogni e arrivano al prato di Asfodeli. E lì gli vengono incontro Achille, Agamennone, Anticlea, il Penore, che li guardano e vanno, chi siete? Siamo morti freschi. Io sono Ero, Antino, il capo dei proci, i pretendenti di Penelope. Però poi è arrivato Odisseo. E cos'è successo? È una storia lunga. Una odissea praticamente. Non aver paura, amico. Siediti e racconta. Che qua l'unica roba che non ci manca è il tempo. Ah, hai per caso qualcosa da bere?